Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sono partite dalla denuncia di una mamma le indagini della polizia culminate questa mattina con l'operazione denominata 7 note, 8 le misure cautelari. Nuova protesta dei tirocinanti della giustizia questa mattina a Catanzaro, una delegazione ricevuta dall'assessore Robbe. La Guardia di Finanza di Paola ha sequestrato beni per 1.300.000 euro, sequestrati 14 immobili, 3 persone denunciate per evasione fraudolenta. Il Cosenza domani affronterà il Foggia mentre il Crotone ospiterà il Padova. Intanto in Serie C il Rennes vince a Siracusa ed è terzo in classifica. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di cronaca perché una madre coraggio ha denunciato il figlio tossicodipendente. Dal suo racconto sarebbero partite le indagini culminate con l'operazione scattata questa mattina a Cosenza e denominata 7 note, 8 le misure cautelari eseguite. Il procuratore spagnolo dice la città naviga sulla droga. Gianluca Pasqua, sentiamo. Proprio un anno fa la madre di un tossicodipendente cosentino denunciò le vessazioni subite dal figlio. La figura della madre anche in questo caso, come in altre circostanze, ha avuto un ruolo importante perché dopo essere stata soggetta anche a richieste intimidatorie da parte del figlio ha avuto il coraggio di denunciarlo per cercare di fare un ampio squarcio in quella che era una situazione che vedeva in verità il figlio vittima di tutta una serie di situazioni, tra cui ovviamente l'assoggettamento totale alla droga. Minacce e lesioni finalizzate ad ottenere somme di denaro da utilizzare per acquistare droga. Da questo episodio ha avuto origine l'operazione 7 note che oggi ha portato all'esecuzione di 8 misure cautelari nei confronti di persone molto giovani ritenute responsabili di diversi episodi di cessione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana. Giovanissimi assuntori che si trasformano anche in spacciatori, che cercano di portare avanti un discorso abbastanza complicato di diffusione della sostanza sul territorio, che non hanno remore ad entrare all'interno di luoghi di cura per rifornire il loro cliente. Ecco, la Procura sta facendo tante indagini, ma il problema è un problema molto più complesso, è un problema di prevenzione, un problema sociale, un problema anche che riguarda chi ha il potere in questa città. Interessante la frase con cui il procuratore ha chiuso la conferenza stampa. Non sarà l'ultima di queste conferenze stampa, ha detto Spagnuolo, su questi come su altri argomenti. Lasciamo solo per il momento la cronaca, parliamo di sanità con le dimissioni dei direttori generali di Reggio e Crotone che stanno suscitando diverse polemiche. La sanità, sempre e solo la sanità, al centro del dibattito politico. Questa volta però non c'è l'annosa questione del commissariamento a tenere banco, bensì le dimissioni di 2 manager, Frank Benedetto, che guidava l'ospedale metropolitano di Reggio Calabria, e Sergio Arena, dell'ASP di Crotone. Il primo ha motivato le dimissioni adducendo forti pressioni e attacchi da soggetti noti, un messaggio quasi in codice. Il secondo ha deciso di mollare per problemi personali. Sarà vero? Beh, conoscendo ciò che si muove nei sottoscala della sanità calabrese, pare essere una scusa bella e buona. Di certo nei prossimi giorni ne sapremo di più. I due lasciano informando il presidente della giunta con una missiva. Un ciao e grazie ad Oliverio e a questo mondo della sanità calabrese che somiglia molto all'inferno descritto dal sommo poeta. Intanto è all'esame del Presidente il lavoro svolto dai direttori generali di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, perché Oliverio vuole dare un nuovo impulso al complicato comparto sanitario. Tra i direttori nei quali il Presidente nutre fiducia vi è Raffaele Mauro, direttore dell'ASP di Cosenza, la cui riconferma appare più che possibile per continuare il lavoro di riorganizzazione già avviato da tempo nell'azienda.
Adesso la pagina del lavoro con la nuova protesta dei tirocinanti della giustizia a Catanzaro inseriti in un percorso formativo biennale negli uffici giudiziari secondo un accordo proprio stipulato con la Regione. Dopo 12 mesi sono stati invece mandati a casa per la mancata proroga della convenzione da parte del Ministero della Giustizia. Una delegazione è stata ricevuta dall'assessore Robbe. Sentiamo. Ancora una volta i tirocinanti della giustizia manifestano davanti alla cittadella regionale a Catanzaro, chiedono risposte sulla mancata proroga dei progetti avviati lo scorso anno, sospesi però dal Ministero durante l'estate. I tirocinanti inseriti in un percorso formativo biennale negli uffici giudiziari, dopo 12 mesi sono stati invece mandati a casa. Manca l'autorizzazione da parte del Ministero per proseguire il bando di 24 mesi regolarmente svolto. Siamo qui oggi perché praticamente Regione Calabria con Assessore e Presidente Oliverio non sono stati in grado ancora di interloquire col Ministero per fare avere questa benedetta autorizzazione che per noi è vitale, in quanto stoppa il sostegno al reddito, noi siamo disoccupati a casa senza alcuna forma di sostentamento e non sappiamo dove andare a sbattere la testa più. Una delegazione è stata poi ricevuta dall'assessore regionale al lavoro Angela Robbe. Attendiamo, ha detto, una risposta dal governo nazionale. Stiamo attendendo la risposta che abbiamo inviato insieme, che ho inviato insieme al Presidente Oliverio. Contestualmente abbiamo richiesto un incontro al Ministero. Nella Convenzione è prevista la possibilità di una proroga di 12 mesi, fatta salva l'autorizzazione del Ministero e fatte salve le norme che prevedono la rotazione. Ora, anche su richiesta delle procure che usufruiscono della presenza di questi tirocinanti, ci ritroviamo a proporre, e le procure stesse chiedono al Ministero che venga fatta una proroga immaginando e costruendo e definendo la rotazione di questi tirocinanti in diversi uffici rispetto a quelli in cui erano collocati. L'assessore ha anche fatto sapere di aver investito della questione il prefetto di Catanzaro e sarà proprio la prefettura la sede della prossima manifestazione dei tirocinanti. Lunedì saremo anche dal prefetto per vedere se il prefetto riesce comunque a mediare, a interloquire tra Ministero e Regione e a risolvere questa spinosa questione. A proposito di lavoro, il Presidente della Regione Mario Oliverio e l'Assessore al Lavoro Angela Robbe hanno promosso per lunedì prossimo un incontro con i sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL con al centro le problematiche relative alla legge finanziaria dello Stato 2019 adottata di recente dal Governo. In particolare saranno valutate le problematiche relative agli LSU e LPU, al settore della forestazione e della difesa del suolo, agli investimenti nel sud e alle infrastrutture, al sostegno anche alle imprese. Torniamo adesso a parlare di cronaca, ci spostiamo proprio sul Tirreno cosentino dove la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 1.300.000 euro, sigilli a 14 immobili, quote societarie e denaro, tra le denunce per evasione fraudolenta. La compravendita di un immobile sta ricostruita minuziosamente dai finanzieri della Compagnia di Paola e dalla tenenza di Amantea, un'operazione fra due società, almeno sulla carta, ma secondo quanto verificato dalla Guardia di Finanza di fatto riconducibile ad un unico soggetto, è ritenuta dagli inquirenti fraudolenta. La società venditrice infatti, secondo quanto reso noto, pesantemente indebitata nei confronti del fisco e avviata alla liquidazione, ha ceduto l'unico immobile strumentale ad un'altra società senza ricevere quanto pattuito, diventando così una scatola vuota gravata unicamente di debiti ingenti. È stata la procura di Paola, guidata da Pierpaolo Bruni, a far scattare il provvedimento. Sequestrati beni per un valore di circa 1.300.000 euro, tra cui 14 immobili, quote societarie e denaro, denunciate 3 persone per evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, un meccanismo ben rodato che però non è sfuggito ai controlli dei finanzieri.
La cronaca ci porta a Reggio Calabria, dove un commerciante di 45 anni è stato arrestato dalla polizia postale dopo che nella sua abitazione sono stati trovati oltre 3.000 immagini e filmati di contenuto pedopornografico. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica. La stessa polizia postale tempo addietro aveva eseguito una perquisizione nell'abitazione e nel negozio del commerciante nell'ambito di un altro procedimento penale avviato a carico dell'uomo dalla Procura di Firenze. L'inchiesta della Procura di Firenze, detto proprio in un comunicato della Questura di Reggio, era scaturita da un'attività sotto copertura su alcuni sistemi denominati Sweep Web, che aveva portato all'identificazione e alla conseguente perquisizione di oltre 30 utenti italiani. Proprio sotto questo profilo le indagini svolte dagli investigatori della Polizia Postale sotto la direzione del sostituto procuratore Nicola De Caria si sono rivelate particolarmente complesse. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. 26enne scomparso nel Vibonese dopo l'auto, rinvenuto anche il cellulare di Francesco Vangeli, del quale non si hanno più notizie dal 10 ottobre scorso. Il cellulare del giovane è ora al vaglio degli investigatori per capire con chi abbia interloquito prima di far perdere le proprie tracce. Il telefono si trovava a Filandari. 41 migranti, tra cui un minorenne, sono sbarcati stamani sulla spiaggia di Seminara nel Regino da una barca a vela che poi si è allontanata. I migranti, soccorsi da unità navali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, oltre che da un gommone della Polizia di Stato, sono provenienti dal Kurdistan iracheno. I carabinieri della compagnia di Girifalco hanno arrestato un 41enne a Curinga con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato 2 kg e 450 grammi circa di marijuana nascosto in un ripostiglio. Trovati anche un bilancino di precisione e 2 piantine di marijuana. Avrebbe sfruttato 2 lavoratori senegalesi senza aver proceduto alla loro regolarizzazione amministrativa. Un imprenditore agricolo 59enne di Spiling è stato denunciato dai carabinieri. I militari hanno accertato che i 2 cittadini extracomunitari obbligati a fare i braccianti agricoli erano costretti a dormire in uno spazio ricavato all'interno di una stalla in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza servizi igienici e senza acqua potabile. Aveva in casa un arsenale, un 46enne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri ad Agnana Calabra nel Regino con l'accusa di detenzione abusiva di armi clandestine, munizioni e ricettazione. E Raffaele Mammoliti, il primo segretario della neonata CGIL Area Vasta, che comprende Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, il congresso costitutivo a Lamezia del nuovo percorso della Camera del Lavoro in Calabria. Un nuovo percorso del sindacato nell'area centrale della Calabria, esattamente nei territori di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, che confluiscono nella CGIL Area Vasta. 2 giorni di congresso alla Lamezia Terme che hanno portato all'elezione del segretario Raffaele Mammoliti, già segretario della provincia di Catanzaro. È un passaggio storico perché intanto facciamo questa operazione nonostante le 3 istituzioni provinciali restano, quindi mettiamo insieme e cerchiamo di orientarle verso un'idea di sviluppo sostenibile, diciamo 3 realtà produttive, economiche e sociali importanti dell'area centrale della Calabria, quindi sarà un compito molto oneroso, complicato, difficile, ma che assolveremo con grande responsabilità in maniera tale da poter proporre una idea di piano del lavoro e di sviluppo produttivo per l'area centrale della Calabria. 51.000 iscritti, la prima Camera del Lavoro della Calabria, che avrà un compito preciso, ha detto Nino Besotto, segretario organizzativo della CGIL nazionale, ossia rifondare la politica del Mezzogiorno e puntare l'attenzione su investimenti e lavoro. Una scelta importante, perché è la scelta di stare di più sul territorio, svuotando un po' i palazzi, riducendo i gruppi dirigenti apicali per dedicare maggiori energie e maggiori forze alla vicinanza ai lavoratori e ai pensionati. È una scelta che vale per l'area centrale della Calabria, vale per tutta la regione, ma vale anche a livello nazionale, perché è esattamente quello che noi abbiamo scelto di fare e stiamo facendo anche in altri luoghi. E gli studenti protestano a Vibo per le condizioni precarie in cui versano alcuni istituti della città. I ragazzi sono stati ricevuti dal sindaco.
Una situazione igienica oltre i limiti, con i topi che passeggiano all'interno degli istituti, problemi di sicurezza degli edifici sempre impellenti e le condizioni di una città che appare comunque sporca. Gli studenti del liceo classico e dell'industriale chiedono tutele ed attenzioni ed insieme hanno organizzato una manifestazione di protesta rumorosa quanto composta raggiungendo la piazza del municipio. Ad andare incontro ai ragazzi è stato direttamente il sindaco, che ha ascoltato le loro ragioni e li ha rassicurati sul suo impegno. Dentro la scuola la derattizzazione è stata fatta, la disinfestazione anche, ma i topi tornano in continuazione perché abbiamo questo problema lì nel parco archeologico e le vogliamo chiedere gentilmente di intervenire subito con una disinfestazione in tutta la zona all'esterno della scuola. Allora, dovete sapere che in conseguenza delle richieste del preside io già mi sono attivato perché la derattizzazione non dipende assolutamente dal comune ma dipende dall'ASL e di competenza dell'ASL. Però il primo cittadino in qualità di autorità medica ha ordinato, ha richiesto all'ASL di fare quello. Io non posso derattizzare con delle sostanze che non ho. Ora, per quanto riguarda la pulizia del parco archeologico, io devo dirvi che ho qualche difficoltà per la pulizia, perché toccare il parco archeologico è un problema se non ci stanno questi signori del rappresentante del Ministero dei Beni Culturali. Però io tengo in considerazione molto questa rappresentazione da parte di voi ragazzi e farò in maniera tale che l'ASL si attivi un po' più, come dire, incisivamente per eliminare i topi, parlando direttamente con la dirigente del settore. Va bene? Sì, possiamo avere fiducia. Io lo farò e poi verrai a chiedermi se ho parlato in maniera tale che tra il mio intervento e anche le vostre pressioni, l'ASL si convinca che non può lasciare la città in queste condizioni. Sindaco, grazie mille. Allora aspettiamo novità. Grazie mille. A questo punto una delegazione di studenti si è recata presso l'azienda sanitaria per rendersi personalmente conto di come stanno le cose ed acquisendo quindi le informazioni utili a comprendere la realtà dei fatti. A Catanzaro adesso per il 32esimo congresso nazionale della Società Italiana di Criminologia, al centro dei lavori le relazioni violente. A Catanzaro 3 giorni per analizzare, esplorare e prevenire ogni genere di relazioni violente, tema del 32esimo congresso nazionale della Società Italiana di Criminologia. Violenza sulle donne, sui bambini, sugli anziani, nelle case di cura, una violenza che assume sempre nuove forme nei confronti delle quali lo scopo della criminologia e delle scienze forensi è quello di sviluppare linee di ricerca e di studio. In una società globalizzata come la nostra, in cui sembrava orientata verso un futuro sempre più ricco, sempre più privo di conflitti, in realtà purtroppo ci accorgiamo che la violenza continua a essere presente nella società, nelle varie istituzioni, la famiglia, pensiamo alla famiglia, pensiamo alla violenza ai minori, pensiamo al femminicidio e quindi abbiamo fatto questa scelta. Nell'auditorium dell'Università Magna Grecia gli interventi dei maggiori esperti e studiosi mondiali dei fenomeni criminali, fenomeni che in Calabria hanno nell''ndrangheta la più pericolosa organizzazione. La mafia, l''ndrangheta ricorrono alla violenza quando è necessario, soprattutto l''ndrangheta. L''ndrangheta ricorre alla violenza quando la violenza è necessaria per risolvere un conflitto, per risolvere una situazione. Spesso lo fa seguendo la logica dell'uccidere uno per educarne 100. Una signoria territoriale sicuramente che fa presa sulla percezione della minaccia e della paura. Io ricordo una intercettazione in cui un rampollo di una famiglia di 'ndrangheta si vantava del fatto di non dover necessariamente ricorrere alla violenza perché bastava digitare il nome della famiglia su Google per capire la reputazione e il pedigree e quindi il retroterra criminale di quella famiglia. Marcello De Angelis, giornalista ed ex parlamentare, l'autore del volume Cosa significa oggi essere di destra, lo abbiamo incontrato, sentiamo.
Cosa significa oggi essere di destra? Nel volume scritto da Marcello De Angelis si tenta di dare una risposta a questo tema. L'autore, giornalista ed ex parlamentare di Alleanza Nazionale e del PDL, è stato ospite di un incontro al Terrazzo Pellegrini nell'ambito del tour di presentazione del libro in Calabria. Discussione vivace su cosa resta della destra italiana. Il pensiero senz'altro, la visione anche, l'ideologia credo che non ci sia mai stata perché non fa parte, diciamo, della forma mentis che possiamo rintracciare praticamente in un filo rosso della destra storica, culturale e anche filosofica. Una rappresentanza politica, lo abbiamo visto sostanzialmente, non c'è o se c'è esigua o quantomeno molto sparpagliata, nel senso che molti rivendicano un'eredità ma in un'incapacità forse anche oggettiva di riproporla in termini di declinazioni politiche. Questo non significa assolutamente che non ci siano appunto dei valori di riferimento. Vanno richiariti laddove ci sia l'interesse effettivamente di ritrovarli. Potrebbe anche essere che, come dicono alcuni, soprattutto diciamo dei personaggi nuovi alla cultura o dei personaggi nuovi alla politica, questa fase è chiusa e di conseguenza non se ne parla più, si butta il bambino con l'acqua sporca, come si suol dire, e si parla d'altro. Io chiaramente non riesco a disfarmene con leggerezza e come me ho visto girando un pochino l'Italia, insomma c'è un numero abbastanza importante di persone che per età o per formazione diciamo questi ancoraggi e non sono ancora disposti a abbandonarli. Parliamo di calcio adesso perché torna in campo la Serie B, il Cosenza domani pomeriggio affronterà il Foggia mentre il Crotone ospiterà il Padova alle 18. Intanto in Serie C il Rende vince a Siracusa ed è terzo in classifica in attesa degli impegni del weekend. Un avversario di rango per il Cosenza alla ricerca della prima vittoria in campionato, finora sfuggita, anche quando sarebbe stata meritata. Sarà il Foggia a mettere alla prova la voglia dei lupi di regalare una grande gioia al pubblico del Marulla. Il tecnico Braglia chiede ai suoi una prestazione di carattere come quella che ha portato al pareggio di Carpi, limitando al massimo gli errori che fin qui sono stati puniti sempre severamente. Noi è chiaro che ci proviamo, al di là del valore del Foggia che tutti conoscano, se pensi bene già 12 punti sarebbe, mi sembra, un punto dalla testa della classifica, perciò significa che è una grande squadra. Recuperano anche Iammello che perlomeno partirà dalla panchina, ci sono tanti giocatori forti, noi cercheremo di essere all'altezza e di far nostra la partita. Dobbiamo avere più fame di loro, più motivazione di loro, nei duelli li dobbiamo vincere e poi vediamo. Indiscutibilmente loro sono una squadra forte. Lo hanno dimostrato, giocano bene a calcio, hanno dei meccanismi collaudati, l'allenatore sta facendo un bel lavoro, perciò noi dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza. Chiede concretezza anche Giovanni Stroppa, il Crotone alle 18 affronterà la neopromossa Padova. Non ci sarà Benali, infortunato, che rischia uno stop di 2 mesi. Il rientro di Barberis, tornato nei ranghi da poco, offre una chance al tecnico. Abbiamo una rosa ampia per attingere su altri profili. È chiaro che sono parole di circostanza, ma sappiamo l'entità e la qualità dei giocatori che abbiamo perso e quindi, come si fa in questi casi, chi giocherà sarà pronto per portare avanti la nostra causa. Serie C, dopo 4 sconfitte, torna al successo il Rende che si impone sul campo del Siracusa. Rossini mette il suo solito sigillo sulla partita, concretizzando una fase di assoluto predominio sull'avversario. Nel finale del primo tempo, però, Otvale riporta le sorti del match in parità. I biancorossi non si scompongono nella mezz'ora della ripresa, effettuano un nuovo sorpasso, quello decisivo con Viteritti. Il gol vittoria vale il terzo posto in classifica. Vediamo adesso le previsioni del tempo. Archiviata la fase instabile dei giorni scorsi, il tempo nelle prossime ore risulterà in deciso miglioramento con ampi spazi soleggiati. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso ovunque. Vediamo ora invece le mappe di mari e venti. Domani Tirreno quasi calmo, Ionio mosso, venti deboli o moderati da quadranti settentrionali. Per ulteriori dettagli visitate il sito meteoincalabria.it. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.